Ovviamente ringrazio il vostro segretario Giacomin di questo invito e Stefano Micelli di questa presentazione e di essere qui anche a riflettere insieme. Il mio desiderio è quello di provare a darvi qualche elemento di riflessione che provi a stimolare il risveglio delle nostre menti, a partire dalla mia naturalmente. So che vi è stato fornito questo libro, Cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando il futuro. Mi auguro che il libro non finisca semplicemente su una scaffale, ma che possa diventare uno strumento di lavoro e di comprensione. Io ho in mente di parlare a un'associazione di categoria, Mondo degli Artigiani, che voi esprimete, quindi cercherò nel presentare gli argomenti fondamentali del libro di pensare a chi siete voi, semplicemente, senza limitarmi a esprimere le mie brillantissime idee che sono contenute nel libro, diciamo così. Allora, il libro si basa su un racconto, su una narrazione fondamentalmente, che è semplificata, è schematica, ma penso da molti anni, non da quando l'ho scritto, faccio corsi su questo, interventi pubblici, accademici, penso che sia un racconto fondamentalmente corretto e quindi lo condivido con voi. Il racconto è un racconto di quello che è successo negli ultimi 60 anni, cioè c'è una stagione che va dal 45 al 68, che è una stagione storica, che ha una sua configurazione, di cui adesso diremo solo due parole molto brevi. Tra il 68 e l'inizio degli anni 70 comincia ad andare in crisi quel modello, gli anni 70 sono un decennio di turbolenza, 79-80 Reagan e Thatcher cominciano a delineare una risposta e poi abbiamo una seconda stagione che va dall'89, da caduta del muro di Berlino, al 2008. Dopo il 2008 la crisi finanziaria interrompe quella stagione storica e dal 2008 abbiamo cominciato una nuova metamorfosi che riguarda contemporaneamente l'economia, la tecnologia, la politica, la cultura, che non sappiamo bene quando finirà questa trasformazione e soprattutto non sappiamo bene dove ci porterà. Quindi dal 45 al 68 una stagione, 20 anni di cambiamento, dal 68 all'89, poi un'altra stagione storica che ha avuto una configurazione precisa dall'89 al 2008 e dal 2008 una nuova transizione. Questa è la narrazione su cui si basa il libro. È importante sottolineare un paio di elementi di questa narrazione, che parliamo di economia ma perché parliamo anche di politica. Le due cose sono collegate. Ad esempio, nel libro insisto sul fatto che non sarebbe successo, non avrebbe avuto le conseguenze che ha avuto il neoliberismo, la dottrina del neoliberismo introdotta da Reagan e Thatcher, se non si fosse incrociata a un certo momento con la caduta del muro di Berlino, un fatto politico. Non avrebbe prodotto gli effetti che abbiamo visto. Così come quello che è accaduto nel 2008, la crisi finanziaria, ha reso evidente che a cambiare era l'economia, perché non c'era più l'espansione finanziaria come c'era nei 20 anni precedenti,
e non c'era più l'espansione finanziaria come nei 20 anni precedenti perché era cambiata la politica. Nel 2008 abbiamo visto che gli Stati Uniti erano gli Stati Uniti, l'Europa che nel frattempo era nata con l'euro era l'Europa, che c'era la Cina che era diventata un attore internazionale, la Russia di Putin e via discorrendo. Quindi la prima considerazione è che ho fatto l'esempio del rapporto tra economia e politica, potrei parlare dei valori, delle culture, no? Il 68 è stato... non erano 4 dementi, diciamo, nelle università principali dell'Occidente, tra virgolette dementi, non erano 4. In realtà la vicenda è andata in maniera totalmente diversa da come pensavano i sessantottini, ma il 68 ha posto una questione, la questione della soggettività, dell'io che si vuole realizzare, che è diventata poi, dentro la cornice neoliberistica, è diventato esattamente l'energia su cui lo sviluppo che abbiamo dietro le spalle si è prodotto. E così oggi abbiamo un tema di trasformazione culturale. Questo mi serve per dire 2 cose. Che il problema che abbiamo non è uscire da una crisi, ma nel senso che non è fare ripartire una macchinetta che si è inceppata. Non è questo il tema. Il tema è che siamo dentro una trasformazione che sta cambiando tanti equilibri e abbiamo il problema di riuscire a intravedere dove stiamo andando e personalmente, come organizzazioni, territori, associazioni, provare, come dire, a lavorare per andare in una direzione piuttosto che in un'altra. E la seconda riflessione che faccio da questa breve premessa è che l'economia non è una macchinetta, appunto. L'economia è sempre un impasto di assetti politici, forme istituzionali, trasformazioni culturali. Io ho studiato la Bocconi, per cui qualcuno mi diceva come vuoi che ti definisca, dato che faccio felicissimamente il sociologo, felicissimo diciamo così, ma il sociologo, però ho studiato economia, allora mi qualifico sempre come economista e sociologo, dato che se ti qualifichi come sociologo in genere, diciamo così, ti sputtani prima ancora di cominciare a parlare, e diciamo... Però anche non ho complessi di inferiorità nei confronti degli economisti e la teoria economica degli ultimi 30 anni si è presa sto film che l'economia è una macchina. L'economia non è una macchina. L'economia è un assetto politico, istituzionale e culturale che cambia nel tempo e nello spazio e questo cambia completamente la prospettiva. Bene, allora, quindi questa è la narrazione. 45-68, poi del 68 all'89, 89-2008, post-2008. L'interpretazione che do, e arrivo subito anche ad applicarla alla vostra associazione, no? È che dal 45 al 68, che conferma quanto appena detto, nel 1944 le potenze ormai vincitrici della guerra si trovano in una località in Inghilterra, a Bretton Woods, presente Keynes, il più importante economista del XX secolo, e Keynes, che rispondeva a quello che era successo negli anni 20 e negli anni 30, costruisce delle condizioni istituzionali per cui dal 45 al 68 l'economia è vincolata alla società. Se tu facevi profitti in quell'epoca lì, la Fiat non è che andava a investire in Polonia, investiva in Italia. Le regole valutarie e monetarie della stagione post-bellica sono tali per cui l'idea di Keynes è: perché ci sia crescita economica che non distrugga la società, non distrugga la democrazia, dobbiamo istituzionalmente vincolare insieme l'economia e la società. Questo è quello che è accaduto dopo la guerra. Quindi in quei poco meno di 20 anni cosa è successo? È successo che ci siamo inventati un meccanismo per cui le imprese
diventavano grandi, le economie di scala, la produzione di massa, di qua, di là, piuttosto che in Italia le piccole imprese, gli artigiani, si includevano quote crescenti di popolazione che diventavano integrate nel mercato del lavoro, salari crescenti, consumi crescenti che alimentavano le imprese, in mezzo lo Stato che prelevava un po' di tasse e un po' per volta costruire welfare. In quell'epoca le associazioni, in particolare in Italia, erano il tramite, diciamo, tra gli interessi economici e sociali e la politica. Il soggetto era la Democrazia Cristiana, le associazioni di categorie sono nate come punto di collegamento tra pezzi del mondo degli interessi produttivi e, come dire, la politica, e rappresentava gli interessi e da una parte e dall'altra parte traduceva l'input della politica rispetto ai vari settori dell'economia reale. Poi il sistema è andato in crisi perché i mercati erano saturi, perché abbiamo fatto in frettissima a produrre le automobili, le lavatrici, a costruire le case, a fare le autostrade, cioè non c'era più niente da produrre, capito? L'economia del 68 è andata in crisi perché c'è stata, come dire, un'esigenza di andare oltre. E dall'altra parte i sessantottini hanno detto, vabbè, io voglio fare quello che voglio io, non voglio semplicemente accettare l'autorità del partito, della chiesa, del sindaco, del capo squadra, no? Quindi siamo entrati dentro una stagione di grave crisi e quello scambio tra salari crescenti e profitti crescenti attraverso la mediazione del welfare, che concepiva un certo ruolo delle associazioni, è andato in crisi. Nella stagione successiva, quella che dall'89 al 2008, i termini dello scambio sono completamente cambiati. Poi gli aggiustamenti storici, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, le vicende naturalmente sono un po' più articolate, ma nella sostanza la questione è questa. Perché? Perché il neoliberismo fa un'operazione concettualmente pazzesca e non a caso l'operazione non è che è venuta fuori perché la Reagan e la Thatcher si sono svegliati un giorno e hanno fatto una roba strana, ma perché negli anni 70 l'America era in grave crisi e così l'Inghilterra, l'elite anglosassoni si sono fermate a metà degli anni 70 e hanno cercato di trovare una risposta, l'hanno identificata nel neoliberismo. E concettualmente il neoliberismo ha fatto questa operazione, ha svincolato letteralmente l'economia dalla società. Questo ha fatto. Questo è stato fatto. Cioè la liberalizzazione, quella che è andata sotto il nome di liberalizzazione, è stata un'operazione che ha reso possibile aprire una nuova stagione di crescita economica, immaginando che il meccanismo fosse questo: liberalizziamo l'economia che diventa globale e diventa finanziaria, per conseguenza avremo una crescita sociale. Ma non stiamo tanto a preoccuparci di mettere insieme l'economia e la società. Questo è stato un cambio di paradigma, non c'è dubbio. Dove l'idea, 89-2008, la caduta del muro di Berlino, c'era solo un soggetto politico, siamo entrati in un film, molti di noi, che non siamo, nessuno di noi è particolarmente giovane, l'abbiamo vissuto tutti, in quei 20 anni, con naturalmente tutte le... Cioè siamo entrati in un film in cui ci siamo immaginati di aver trovato una pietra filosofale in cui l'economia poteva crescere fondamentalmente illimitatamente. E lo sviluppo finanziario è stato questo, no? Voi non c'è bisogno che spieghi cos'è la finanza perché lo sapete anche voi. Liberalizzando i mercati e liberalizzando la finanza, che è una leva per far girare l'economia, noi abbiamo vissuto 20 anni in cui ci siamo immaginati che tutto poteva espandersi e vissero per sempre felici e contenti. In questi 20 anni perché tutto si espandeva e perché si distaccava l'economia dalla società, l'idea era che tutto poteva slegarsi. I territori in questo contesto valevano ben poco, diciamo così, no? Perché l'idea, ma anche dal punto di vista delle nostre relazioni intersoggettive, no? Pensate a quello che è successo alla famiglia, cioè in un sistema in cui tutto si espande, il discorso è tu singolo individuo, se non sei
coglione, diciamo così, disponiti felicemente a prendere qualcuna delle opportunità che il sistema mette a disposizione e sarai felice. Questo è stato il discorso che c'era dietro a quella stagione storica. Nel libro lo chiamo lo scambio tra finanza per consumi. Cosa vuol dire lo scambio finanza per consumi? Vuol dire che avevamo trovato un sistema, la finanziarizzazione globale, che era in grado di allargare le risorse finanziarie, sostenendo così i consumi, che facevano anche lavorare le imprese, ma questo era un dettaglio abbastanza poco importante, diciamo così, ed è attraverso l'indebitamento che si sosteneva l'economia. Indebitamento privato, soprattutto in America, l'indebitamento delle famiglie, in Europa soprattutto indebitamento pubblico, perché lì in mezzo si metteva lo Stato, da una parte liberalizzando i mercati, dall'altra parte facendo spesa pubblica e così ottenendo voti. Ok? In questa stagione le associazioni sono andate in crisi e sono entrate anche loro per lo più nello schema, cosa faccio? Non posso più fare tanto il tramite rispetto al sistema politico perché divento fornitore di servizi, fondamentalmente. Cioè non sono più in grado di fare quel lavoro di mediazione tra la società e la politica che facevo nel dopoguerra. Mi metto anch'io in questo sistema, diciamo così, in cui tutto si espande, le imprese, i cittadini, i miei soci hanno bisogno di servizi, questi servizi in ultima istanza vengono giù dallo Stato, perché poi alla fine è quello, no? Direttamente come tipi di servizi, piuttosto che anche come risorse, perché le risorse alla fine venivano fuori da lì. Io fornisco servizi, diciamo così, divento un soggetto in questa mediazione, fornisco servizi e basta. E progressivamente non basta completamente, adesso la faccio un po' semplice, no? Ma insomma la mia identità è fornitore di servizi. In un sistema non è che mi preoccupo neanche tanto di essere efficiente, ma sì, va bene, poi le menate sull'efficienza le abbiamo sempre fatte, ma in fondo era un po' una balla, diciamo così, perché tutti sapevano che la cosa andava un po' per conto loro, diciamo. E questa è stata una profonda trasformazione del sistema delle associazioni, no? Che hanno proprio cambiato natura tra gli anni 60 e gli anni 90 nel 2000. Hanno sviluppato tutta quest'anima qui che è stata importante, non mica che la disprezzo. C'erano condizioni che hanno reso possibile questa vicenda. Ecco, col 2008 questo scambio tra finanza per consumi è finito. È finito. Forse non abbiamo capito. Lo scambio finanza per consumi è finito. Ed è finito fondamentalmente per una ragione politica, come ho cercato di dirvi prima. La ragione politica è che quando Obama, appena diventato presidente degli Stati Uniti, immette 800 miliardi di dollari che non esistevano da nessuna parte, perché essendo uno Stato nazionale ha deciso di immettere 800 miliardi di dollari che non esistevano da nessuna parte, perché gli Stati nazionali possono battere moneta, ci si è accorti che l'intervento degli Stati Uniti, che è stato importante perché era nel centro del mondo, ma come dire, agivano sul dollaro e nel frattempo c'era l'euro che è stata una cosa un po' diversa, c'era lo yuan e via discorrendo, diciamo così, no? E ci si è accorti che dopo il 2008 quella condizione che era politica, che aveva reso possibile uno sviluppo della finanza privata dall'89 al 2008 tendenzialmente costante e potenzialmente limitato, non si è più ridato in quel modo in cui si è dato in quei 20 anni. Per cui cosa è successo? Che gli 800 miliardi di dollari sono stati il farmaco salvavita che hanno fermato l'infarto. Ed è stata una decisione saggia. Dopodiché gli economisti sono intelligenti, guardate Stefano mi dice intelligente, cioè qualcuno si è inventato un sistema furbissimo, no? Che è il quantitative easing, che in America hanno cominciato ad adottare nel 2011-2012, per cui l'economia americana ha cominciato un po' a riprendersi, tra virgolette. In Europa, che non eravamo un'unità politica, ci abbiamo impiegato 3 anni per arrivare a decidere e quindi ci sono state sofferenze economiche e sociali molto maggiori, siamo arrivati nel 2014-2015 e il quantitative easing è il passaggio dall'eroina al metadone.
No, no, ma è questo è. È questo il non c'è, Draghi l'ha detto svariate volte, no? Ancora oggi che adesso si cominciano a vedere che ci sono nuovi rischi finanziari, il Fondo Monetario l'ha appena detto anche in questi giorni, cioè governi cercate di utilizzare questo tempo perché è un tempo di espansione da metadone che serve per guadagnare un po' di tempo. Dopodiché, per chi è credente, facciamoci il segno della croce, come sempre succede, speriamo. Perché? No, scusate, voi dobbiamo capire il punto, no? Perché è stata una mossa molto intelligente, perché quando tu c'hai un infarto o quando tu c'hai in mente l'economia mondiale e c'hai 5 miliardi di consumatori, di gente come noi che ha l'aspettativa di stare bene, che le cose le vadano sempre bene, cioè, chi si è inventato il quantitative easing dobbiamo fargli il monumento. Naturalmente il problema però è non essere così imbecilli da pensare che quella lì sia l'uscita dalla crisi, perché sennò sei un coglione. Perché quella non è l'uscita dalla crisi, quella è una roba che ci siamo inventati per guadagnare tempo. Per guadagnare tempo per fare che? Per capire che quello schema tra finanza e consumi in quel modo lì non funziona più. Tant'è vero che dal 2010-2011, come dire, le economie, grazie al quantitative easing, cioè grazie al metadone, grazie al fatto che abbiamo introdotto quantità enormi di risorse finanziarie gestite direttamente dalle banche centrali, che hanno alimentato la speculazione finanziaria e hanno arricchito soprattutto pochi, però nello stesso tempo hanno consentito di respirare, hanno fatto tornare il PIL positivo. Solo che, come è evidente, diciamo così, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, limitiamoci ai paesi occidentali, questa è un'economia, è una ripresa che ha tutta una serie di squilibri, che fondamentalmente ci fa respirare, ma che non riesce a essere inclusiva, cioè lascia fuori pezzi significativi della società. Diciamo, l'immagine che abbiamo, no, noi sociologi è che siamo passati dal modello del dopoguerra, negli anni 60-70, le società erano a botte, cioè si era ingrandita la parte centrale, il ceto medio, che aveva beneficiato di quella stagione, quindi con un po' di ricchi e tendenzialmente pochi poveri, progressivamente si passa a un modello invece dove una parte del ceto medio sale e una parte non piccola del ceto medio scende. Tra l'altro in Italia questo problema è un problema che si somma, esiste anche qui al nord-est, la riduzione del ceto medio, che si somma poi all'elemento intergenerazionale, per cui sono i poveri, sono i ragazzi che spesso non accedono al livello dei genitori, e poi abbiamo il problema della differenza tra nord e sud, insomma, se vogliamo. Allora, questo schema non funziona più perché non ci sono più le basi politiche per alimentare illimitatamente la finanza. Ed è questa la ragione per cui c'è tutto questo malcontento, no? Perché questo anche è successo in America, cioè l'economia americana ha ripreso dal 2012, no? E Trump ha vinto le elezioni contro tutto l'establishment, non solo contro i democratici ma anche contro i repubblicani, sfruttando il malcontento di ampi strati della popolazione. E in Europa, perché poi il termine è confuso, generico, ma insomma mettiamolo tra parentesi, no? I populismi che raccolgono spesso voto di popolazione incavolata, arrabbiata, diciamo così, no? Esprime il fatto che nonostante che ci sia una crisi economica, cioè, la sensazione diffusa è di una condizione di insicurezza. Perché l'insicurezza veniva coperta fino a quando c'è stata la grande mamma dell'espansione finanziaria. Quando la grande mamma dell'espansione finanziaria non c'è, tu c'hai anche magari un po' di crescita economica, però la gente non è sicura che l'anno prossimo avrà, magari c'hai preso il lavoro, però non è sicuro che il lavoro gli duri l'anno prossimo, le vostre aziende non sono sicure di sopravvivere, uno c'ha il lavoro ma il figlio non trova lavoro, trova un lavoro del cavolo, cioè poi c'è il problema del portato di quella stagione, non so, le migrazioni, no? Cioè, per cui
è come se la società e l'economia fosse esposta a una serie di questioni che nessuno più filtra. Allora, il tema è, e mo, com'è che andiamo avanti? Perché questa fu la domanda negli anni 70, per questo sono partito perché se uno non ha un minimo di senso delle cose storiche non si riesce proprio. Cioè negli anni 70 il modello di Keynes era arrivato al limite, non c'era più economia e poi c'era anche una crisi culturale dentro delle economie chiuse. I mercati erano saturi e il neoliberismo, giusto o sbagliato, bello o brutto, è stata la risposta. Abbiamo detto facciamo un giro mondiale e quella roba lì ci rimbalzerà come crescita economica nostra. E poi abbiamo detto una seconda cosa: non produciamo più solo beni materiali in senso stretto, ma diamogli un contenuto culturale, un contenuto simbolico ai beni, no? Tutto il tema, diciamo, nuovi settori come il turismo, piuttosto che la produzione che si arricchisce di un contenuto simbolico culturale, quella che gli economisti chiamano economia dell'esperienza. Queste sono state le risposte. E oggi dobbiamo tornare a porci quel tipo di domande. Come facciamo ad andare avanti? Cosa produciamo? Come? Con chi? Dove? Quindi, quando nel sottotitolo del libro è uscire dalla crisi pensando il futuro, uscire dalla crisi pensando il futuro significa spostare la mente dal dire guardiamo i giornali e vediamo le previsioni da qui a 3 o 6 mesi, che sono passati 10 anni nel frattempo, forse dovremmo essere convinti che non è quello lì il tema, e invece provare a fare un passo in avanti. Diciamo, questo è. Diciamo, io penso che questa crisi poi viene attraversata, come sempre succede, da un altro fattore, che è il progressivo. Abbiamo impiegato sono già una ventina d'anni che stiamo entrando in questo modello, diciamo, l'effetto della digitalizzazione, no? Digitalizzazione è una cosa, cioè la digitalizzazione della vita sociale, economica, avrà da qui ai prossimi 10, 20 anni, 30 anni, un impatto paragonabile a quella che noi abbiamo studiato nei libri con la rivoluzione industriale. Cioè non stiamo parlando di una roba, cioè avrà un impatto simile per questa ragione, perché il digitale, no, pensate alle vicende di Facebook di questi giorni, fanno tutti finta di scandalizzarsi, cioè il digitale significa due cose. Primo, che tutto ciò che facciamo, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, da quando consumiamo a quando lavoriamo, viene registrato. Secondo, che è possibile un controllo remoto di conseguenza di quello che noi facciamo, ancora con dei limiti, ma in modo sempre più potente. La questione dei big data significa semplicemente, come sapete, che la conoscenza di quello che le persone fanno, grazie poi all'elaborazione di calcolo che abbiamo, rende possibile la possibilità di fare delle cose che prima erano semplicemente impensabili. Cioè prima tiravi a indovinare, diciamo così, adesso invece con i big data hai tutta una serie di informazioni che ti possono dire cosa fare, come non fare, con chi parlare, bla 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 bla. Cioè, e perché come la rivoluzione industriale? Perché si rinegozierà la questione del luogo di lavoro e del luogo di vita. Il digitale renderà possibile rinegoziare questo tema qua. Resteranno sempre dei punti in cui si produce, chiaramente, ma le nostre città, i nostri territori cambieranno forma, così come cambia forma l'interazione tra di noi, no? Come l'America ha avuto il suo Berlusconi 20 anni dopo, così tra 20 anni gli Stati Uniti o la Francia avranno il loro Movimento 5 Stelle, diciamo così, no? Nel senso che qualunque cosa vogliate pensare ai 5 Stelle, diciamo così, bene o male, giusto o sbagliato, ma è chiaro che solo in Italia potevamo inventarci, come dire, una forma partitica che così, con tutte le approssimazioni del caso,
Si immagina che la rete, questa era la grande idea di Casaleggio, diventi il sostituto funzionale per dei vecchi partiti, delle vecchie sezioni di territorio, no? Perché è chiaro che quell'immaginario lì è un immaginario potentissimo, cioè l'idea che noi abbiamo un altro mediatore, ed è chiaro che questo riguarda anche voi, Cioè, perché il problema è che in questa nuova stagione, dove non c'è più lo scambio finanziario consumerista e dove il digitale sta entrando, cioè la questione di che cavolo fate voi come associazione diventa grande come una casa, perché da una parte rischiate di non avere più le risorse fondamentalmente derivate in modo diretto o indiretto dalla questione finanziaria pubblica per sostenere i servizi che fate, e dall'altra parte avete dei concorrenti, magari che non esistono già, ma avete potenzialmente dei concorrenti diretti che nasceranno nella rete rispetto a tutto il tema dell'intermediazione. È lì da vedere la cosa, È lì da vedere. Poi uno può dire, in America, se uno va in America, uno usa Uber e tanti saluti. In Italia Uber fino adesso non è passato perché esistono i taxisti che hanno resistito a Uber. Bene, per cui questo è un buon esempio per dire che la cosa non è automatica. Però voi capite, diciamo, non so perché Giacomino mi ha invitato, forse ha sbagliato, cioè, però io sono qui a dirvi, cioè, che la questione è seria, capite? Perché la crisi della rappresentanza e della mediazione è duplice. Da una parte vengono meno, si asciugano, diciamo, i bacini di risorse economiche che rendevano possibili certe operazioni, e dall'altra parte si stanno diffondendo delle modalità di relazione tra umani che rendono del tutto superfluo il fatto che ci siano 50 persone come voi che fanno delle cose, ma chi se ne frega. Cioè io cito sempre la cosa di Amazon, che io mi sforzo di non usare, però anche questo forse la cito sempre, però fino a 20 anni fa, anzi fino a 15 anni fa, io che faccio il professore universitario ogni tanto leggo anche qualche libro straniero, diciamo così. Cioè, Stefano si ricorda, no? Fino a un po' di tempo fa comprare un libro straniero era un'impresa, perché dovevi andare dal libraio, dici guarda ho bisogno di questo libro, e lui scriveva, e poi il libro arrivava dopo 3 mesi e poi non arrivava e costava un capitale perché ti facevano, cioè è una roba, dici vabbè, c'erano le biblioteche, uno si rassegnava alla biblioteca e tanti saluti. Cioè, per dirla tecnicamente, le signore mi scuseranno, ma cazzo, ma come fanno a farti avere il libro 2 giorni dopo dall'America piuttosto che, ma come cacchio fanno? Ma quel libro lì, ma sapete quante centinaia di migliaia di libri sono stampati? Te lo fanno avere in 48 ore, Cioè, una magia, Ma questa è una magia. Ma come cacchio fa Amazon? È una roba che uno dice, cioè, veramente una roba pazzesca. Cioè, ma quella lì è una mediazione, io non c'ho più bisogno del negoziante, chiaro? Cioè, questa questione qui del digitale è una questione molto seria, lo dico felicemente da sociologo, perché è chiaro che avremo sempre delle relazioni faccia a faccia, ci conosceremo, vivremo a Treviso, a Conegliano Veneto, non so dove cavolo vivete, ma chi se ne frega, diciamo così, perché noi ci stiamo dotando di modalità mai viste prima, che mettono in relazione quello che sta a Conegliano Veneto con una roba che sta dall'altra parte del mondo e gli fa arrivare il pacco il giorno dopo. Cioè, robe serie. Non che stiamo dicendo delle baggianate, robe serie, Non so se arrivate alla pensione. Cioè, non so se ci arrivate. Sì, perché è seria la cosa, non sto esagerando, non so se ci arrivate alla pensione. Allora, c'è una crisi. C'è una trasformazione, dici, Mauro Magatti è venuto qui a rompere le palle, dice, no, allora, nel libro si dice ci sono 2 prospettive, ma non perché faccio, come dire, il vate che dice andiamo di qui, le 2 prospettive che indicano sono solo dei punti di riferimento, poi si andrà da qualche altra parte in mezzo, in qualche modo si mescoleranno le strade, no? Cioè, è un esercizio che però penso utile per cercare di darvi un minimo di punto di riferimento per cercare di capire voi dove volete andare.
ammesso che vogliate andare da qualche parte e appunto non vogliate desiderare di arrivare fino al punto che pensate la vostra salvezza, cioè appunto al pensionamento. Però ci sono persone ancora abbastanza giovani, spero che non sia così. Allora, una soluzione è quella che io chiamo efficienza per sicurezza. Efficienza per sicurezza. La parola efficienza viene dal latino e vuol dire efficere e vuol dire la capacità di realizzare un compito, un obiettivo, portare a termine un'azione. L'efficienza è una buona parola. Una delle ragioni per cui siamo passati dai preti agli imprenditori è che i preti parlavano, dici vabbè, cioè belle cose, ma no? Questo è stato uno dei grandi punti di forza dell'economia moderna, cioè va bene, però no? Un po' di concretezza, che poi la parola è sbagliata, ma insomma, un po' di concretezza. Ecco, l'efficienza per me non è una cattiva parola, premetto questo. Ma lo scambio efficienza per sicurezza invece è una roba abbastanza preoccupante per quanto mi riguarda. Perché? Perché se è vero, quantitative easing ammettendo, diciamo così, che noi non siamo più in una stagione in cui sia possibile immaginare un'espansione finanziaria illimitata che renda possibile far andare la macchina, se questa cosa ci è preclusa, e ci è preclusa perché il mondo politicamente è troppo complesso e quindi questa cosa non funzionerà più in quel modo in cui è funzionato tra l'89 e il 2008, dobbiamo tornare a rendere più efficienti i nostri sistemi. Come fai a rendere più efficienti i nostri sistemi? Attraverso il digitale, fondamentalmente. Tante cose, ma attraverso il digitale. Il canale attraverso cui lo strumento che ci farà guadagnare margini di efficienza rispetto al passato sarà sicuramente lo strumento digitale, con un passaggio che prima ho citato la rivoluzione industriale, che la rivoluzione industriale è molto chiara, perché la rivoluzione industriale è la concentrazione in un luogo di tanti macchinari. E ciò a cui è resistito l'artigianato, no? L'artigiano è un rapporto della macchina, dell'uomo con la macchina e con le proprie competenza professionale. L'industria è invece un sistema tecnico dove entra la materia prima, ci lavorano 100, 200, 1000, 10.000, 15.000 persone, entra la materia prima, ci sono tante macchine disposte da un ingegnere che rende efficiente il processo e esce il prodotto finale standardizzato. Questa è l'industria. Ecco, noi siamo in una stagione in cui grazie al digitale si può pensare come una fabbrica una città. Anche qui Stefano Micelli lo sa, no? Dato che giustamente i professori universitari prendono uno stipendio e il professore universitario che si rispetta come sottoscritto dice: volete pagarmi uno stipendio? Bene, me lo pagate. Perché? Perché sono bravo e non mi rompete le palle. Il mio amico Giulio Sapelli, diciamo così, che è un matto, forse qualcuno ha visto su qualche trasmissione televisiva, sarebbe molto divertente Cioè, il professore universitario o è bravo o non è bravo. E io rivendico questo stato. Ma dato che i professori universitari sono progressivamente diventati meno bravi, e voi pagate gli stipendi dei professori universitari attraverso le tasse, attraverso l'iscrizione, la gente intorno ha detto: caro Magatti, perché ti devo pagare lo stipendio che non si capisce che cavolo fai? Allora l'ideone è stata: è giusto che l'università produca, e dunque ogni professore universitario deve essere verificato negli articoli che scrive e nelle citazioni e bla bla bla. Per cui l'altro tempo fa ero con il rettore che fa parte del Comitato Nazionale di Valutazione degli Atenei e mi diceva, il rettore della Statale di Milano mi diceva che oltre il 90% degli articoli che vengono pubblicati sulle riviste scientifiche dei professori universitari non vengono letti da nessuno. Che è una roba divertentissima, diciamo così, no? Per cui ci sono i miei colleghi che danno fuori di testa, poverini, ne parlavamo stamattina, che lavorano come dei pazzi per essere produttivi, per scrivere delle cose che nessuno legge. Oh, è un buon esempio,
No, ridi Antonio, è così, cioè la gente da fuori di testa, diciamo così. Nel senso che il problema è che noi siamo nella condizione di concepire tutto quello che facciamo e metterlo sotto la cappa dell'efficientismo misurabile, della quantificazione. In un'altra occasione ero con qualcuno che lavora in una RSA e dato che le risorse finanziarie non sono più illimitate, la Regione Lombardia, ma avrà fatto così anche la Regione Veneto, definisce i minutaggi dedicati che un infermiere deve dedicare al letto del malato, che sono 912 credo al mese, non so. Cioè, siamo di fronte alla malattia mentale, eh? Cioè che la Regione ti dica a te che devi stare 912, a parte che vorrei capire come si misurano, ma cioè 912 minuti vicino al letto nel corso del mese, vicino al letto del malato. Ma cosa stiamo dicendo? Perché a parte verificare appunto che questa sia efficienza, bla bla bla, ma cioè questo è un rischio pazzesco, capite? Quando dico il modello dell'efficienza vuol dire che noi possiamo entrare in una stagione in cui radicalizziamo quella spinta lì. Anche qui l'ho detto, no? Ma anche questo, pensateci un secondo, da sociologo poco intelligente qual sono, io sono rimasto sorpreso della ragione per cui le case automobilistiche hanno investito tutto questo pacco di soldi per fare le automobili a guida, cioè io non me lo sarei aspettato, cioè che ne so, dovevano investire sulla benzina verde, che ne so, ma perché hanno messo tutti sti quattrini per sostituire le persone alla guida? No, non vi suona, a me suona un po' strano, cioè ci ho impiegato un po' a capirlo. È giusto. Ci sono anche aspetti positivi, non è che voglio buttare via tutto, ma è giusto perché le autostrade e le macchinine sopra, con noi in mezzo, diciamo, sono concepiti e vanno concepiti come un sistema che deve funzionare perfettamente. E noi lo sappiamo già oggi, che la guida, diciamo, assistita sarà più affidabile della guida delle persone. Perché non telefoni, perché non sei ubriaco, perché non sei incazzato che tua moglie ti ha mandato a quel paese, perché c'è tuo figlio che fa casino, sono più affidabili. Vuol dire che, non so se capite il livello di meccanizzazione, no? Cioè, quanto più verrà meno quella risorsa lì, tanto più dovremo ricorrere a questo elemento allora, lì dell'artigianato non se ne vedrà più traccia. Cioè, l'artigianato in quel mondo lì non esiste, perché è chiaro che tutto deve essere standardizzato. E che proprio a voi vi sotterrano, diciamo così. Allora, ma la cosa interessante è che poiché questa roba qui che genererà sviluppo economico, ma non abbastanza per integrare tutti, non ci saranno risorse per tutti, gestirà la sicurezza e dovrà sfruttare una parte della popolazione, gestirà la sicurezza esattamente con gli stessi strumenti con cui tu ottieni l'efficienza. Per cui ciò che io temo è che ci sia un'alleanza, e voi guardate che qui nel Veneto, se non ci state attenti, finite lì, Cioè, ragionateci bene, perché qui siamo, come vedremo tra un attimo, siete proprio sul crinale. Niente contro l'efficienza, però un conto è entrare in questa idea dell'efficienza sistemica e la sicurezza come elemento che rende possibile un sistema che si efficientizza e tutti quelli che non stanno al passo, diciamo così, o in qualche modo non sono integrati anche dal punto di vista economico, vengono gestiti attraverso la logica della sicurezza. In più, sempre a conferma del fatto che sono un pessimo sociologo, nel libro scrivo: e speriamo che non si accorgano che le spinte, diciamo, genericamente autoritarie, non mi riferisco solo alle economie occidentali, alle democrazie occidentali, mi riferisco a quello che succede nel mondo. Pensate a Putin, a Erdogan, diciamo, in Cina. Che le spinte autocratiche che sono evidenti in questo momento non si combinino troppo presto con le nuove tecnologie. Osti, è già successo. Cioè, pensate alle questioni delle fake news, no? Cioè, le stanno già usando. Si sta già usando.
I sistemi autocratici hanno già capito, l'esempio, mi fermo lì, delle fake news, come dire che quella roba lì, che il potenziale, diciamo, di concentrazione del potere che sta dentro il digitale, ma adesso lo recuperiamo dall'altra parte, può sostenere questo modello tra efficienza e sicurezza. In questo schema qui le associazioni di categoria degli artigiani non esistono per evidenti ragioni, ma insomma quello che potranno fare è essere, come si diceva una volta, una cinghia di trasmissione per rendere tutto più efficiente. Diciamo, quello che potete fare al massimo è quello. No, se vi interessa, diciamo. C'è uno scenario alternativo? Secondo me sì, perché dentro la crisi c'è secondo me un potenziale molto grande, e rispetto a cui anche secondo me le associazioni possono avere un ruolo significativo, che nel libro descrivo nei termini di uno scambio tra sostenibilità e contribuzione. Cos'è il tema della sostenibilità? Se mi permettete faccio un rimando, diciamo, di matrice cattolica. Francesco ha scritto questa enciclica un po' verbosa, un po' lunga, poteva essere anche un po' più sintetico, che si intitola Laudato Si, che è riconosciuta non negli ambienti cattolici ma in diversi ambienti internazionali come un documento importante, in cui chiarisce, e non è il primo naturalmente, ma è importante come riferimento, che il tema della sostenibilità ovviamente non ha a che fare con la questione ambientale, che è una dimensione. Il tema della sostenibilità è un modo di uscire da questo schema finanza per consumi. È un modo per ritornare in modo diverso, in una chiave diversa, alla questione di Keynes. Cioè che dopo che abbiamo slegato economia e società, come è del tutto evidente, noi stiamo cercando di capire come rilegare l'economia e la società. Questo è quello di cui stiamo parlando. Quando Trump dice, e non è un problema di destra e sinistra, perché nel mio discorso non rientrano, diciamo, quando Trump dice prima l'America, dice esattamente l'opposto di quello che diceva Reagan, per la ragione che vi ho detto prima, dice proprio l'opposto. E cioè Trump si rende conto, nel suo caos mentale, diciamo così, che è finita una stagione e si tratta di ricostruire una relazione che abbiamo smantellato negli ultimi 30 anni, una relazione tra lo sviluppo dell'economia e lo sviluppo della società. Solo che voi capite subito un problemino, no? Che l'ultima volta che abbiamo rimesso insieme economia e società è stata dopo una seconda guerra mondiale. Ed è esattamente quello di cui stiamo parlando. Cioè speriamo che per rimettere insieme economia e società non dobbiamo passare dalla guerra. Ma il tema è come rimettiamo insieme delle società, delle comunità, dei luoghi che hanno dei confini, dei limiti con lo sviluppo economico. Di questo stiamo parlando. Perché quel trucco là non c'è più, che non significa chiudersi, appunto l'interpretazione di Trump, fare i dazi, no. Per capire il punto, e perché sennò vi parlo fino a domani mattina, è la metafora che ho già raccontato 1000 volte e che la ripeto. Siamo entrati nella globalizzazione, 1989. Per 20 anni c'è stata un'unica corrente, la globalizzazione, la finanziarizzazione, la liberalizzazione. Tutte le imbarcazioni, la corrente andava fuori e tutti andavano fuori. Qualcuno come la Germania si rendeva conto che stava andando nell'oceano, un po' si è attrezzata, qualcuno come l'Italia, diciamo così, eravamo lì in cima sul ponte con la bottiglia di spumante a dire, di champagne, dice siamo finalmente arrivati nella città del Bengodi di tutti i consumatori. Bene. Dopodiché c'è stata la tempesta 2008, morti, feriti, in particolare la Grecia per le ragioni legate naturalmente all'Unione Europea. Adesso la tempesta in senso stretto è passata, ma adesso noi siamo là fuori, il mare rimane comunque minaccioso, le correnti sono contrastanti e allora la conseguenza è che prima tu devi stare su una nave che tiene il mare e questa nave deve darsi una qualche rotta, perché sennò, come dire, nell'oceano tu sei semplicemente travolto. Per cui l'immaginario da cui veniamo, in cui tutto si espandeva, in cui tu come individuo andavi, come impresa andavi e facevi,
Non c'entra più nulla con l'esperienza contemporanea, perché ci rendiamo conto che il problema è come ci rimettiamo insieme per tenere il mare. Capite che questo è un cambio profondo? Qui c'entrate voi, Cioè, com'è che un territorio, una città, una regione, un paese, un continente, com'è che ci rimettiamo insieme? Qualche tempo fa l'ho scritto riprendendo un'idea, secondo me, sofisticata del buon Cacciari, diciamo, l'ho scritto su un pezzo del Corriere, che la parola confine significa letteralmente confine. Cioè, il confine tu lo puoi costruire per barricarti dal mondo cattivo. Oppure il confine è il convenire su dei fini comuni che ti distinguono da tutto quello che c'è al di là. Che è questo tema qui. Cioè il tema del confine è che solo quelli che sanno rimettersi insieme perché stanno andando in quella direzione possono tenere quel mare lì. Non so se capite il cambiamento, Cioè il cambiamento è bello grande. Allora, sostenibilità perché c'è un problema di... Il termine sostenibilità significa fondamentalmente entrare nella consapevolezza che noi come individui, tu come impresa, tu come territorio e quant'altro, stai in rapporto a qualcos'altro da te, alle future generazioni, all'ambiente, al mondo, diciamo così, no? Al fatto che la società deve stare insieme e che non ti salvi da solo. Cioè sostenibilità significa fondamentalmente recuperare una dimensione relazionale, cioè che noi stiamo in rapporto con qualcos'altro da noi, che la crescita economica va benissimo, ma non è che la crescita economica sta su per conto suo, con la magia della tecnica. Questo è falso, ci riporta al primo schema. E gli artigiani lì non c'entrano un tubo. Allora, la sostenibilità è questo, no? La crescita economica è un valore positivo, ma ha la necessità di ricreare le condizioni del suo futuro. Non può scavare un buco pensando di stare in piedi, che è stato il modello finanza per consumo. E questo vuol dire che entriamo in una stagione in cui dobbiamo prima produrre valore, tornare a produrre un valore, che adesso spiego in una battuta, e chi produce valore sosterrà i propri consumi e creerà benessere. Che è il tema della sostenibilità, ma non ci sarà nessun modello sostenibile che se la sostenibilità scambia col consumerismo non c'è nessuna possibilità di creare nessun modello sostenibile, chiaramente. Per cui la sostenibilità ha bisogno di scambiare con l'elemento contributivo. L'elemento contributivo significa che ciascuno di noi e ogni cittadino là fuori è prima di tutto un contributore. Cosa significa essere contributore? Una persona che in quanto libera, capace e intelligente vuole essere messo nelle condizioni di portare il proprio contributo a una roba dotata di senso. E che questo contributo va riconosciuto e messo a valore. E in quanto noi siamo contributori che possiamo diventare consumatori, e non è vero l'inverso. Guardate che il racconto degli ultimi 30 anni era che era irrilevante quello che facevi, solo delle minoranze si preoccupavano di quello che si faceva, l'idea era consumare. Tu diventavi cittadino della società circostante se diventavi consumatore, no? I ragazzi devastati, quelli che si perdono per strada o quelli che diciamo del sabato sera, adesso per dire delle cose molto semplici, diciamo. È tutta gente che c'ha in mente l'idea che il momento del consumo sia il momento in cui uno si esprime e realizza se stesso. Una cazzata grande come una casa, chiaramente, diciamo così, no? Nel senso che noi stiamo bene quando consumiamo e non c'è niente di male a consumare, ma tutti voi sapete che se ci avete qualche pezzo di felicità stabile nella vostra vita deriva dal fatto che fate qualche cosa che prende una forma, che vi ingaggia, che vi appassiona, che sia familiare, associativa, lavorativa. È lì che vi realizzate, non è che vi realizzate andando a consumare. La terza volta che avete consumato vi siete rotti le scatole, se siete persone normali, diciamo così, no? E un artigiano è questo. Cos'è l'artigiano se non l'archetipo del contributore?
L'artigiano non può esistere come categoria produttiva se non concepito dentro esattamente questa idea della contribuzione. Bene, allora in questo schema tra sostenibilità e contribuzione, in cui il tema è produrre valore, e produrre valore vuol dire fissare delle priorità che raggiungiamo insieme, le associazioni che compito hanno? Non hanno più il compito del dopoguerra, che è quello di mediare, diciamo, rispetto al sistema politico, semplicemente. Probabilmente non hanno più quella della stagione storica che è alle nostre spalle, che è quella di utilizzare risorse pubbliche o parapubbliche per fornire servizi, diciamo, a delle imprese che si arrangiano per conto proprio senza particolari problemi. Dentro questa terza fase invece le associazioni hanno un ruolo prezioso se capiscono che il loro tema è entrare in rapporto con i loro associati, col territorio in cui operano, diventando soggetti che contribuiscono a produrre questo valore. Cioè, questo vale per un'associazione come la vostra o vale per una burocrazia pubblica? Nessun paese nell'oceano là fuori può più permettersi, diciamo, di avere una burocrazia pubblica che va per conto proprio. La burocrazia pubblica o produce un valore o è chiaro che non si sopporta più. Quindi facciamo l'esempio che non siete voi, ma lo capite, no? E questo vale anche per un'associazione. O l'associazione fa parte di un processo di produzione di valore, perché sennò che senso ha? Perché bisogna pagare gli stipendi, cioè cosa vuol dire? No? Allora, chiudo veramente facendo una riflessione su questo tema, valore e beni. Allora, il bene, da qualche secolo abbiamo detto che il bene è una roba complicata e allora ci siamo messi a produrre i beni, è la stessa parola, Cioè è uno sminuzzamento del bene, abbiamo detto il bene casa è un pezzettino del bene, il bene istruzione è un pezzettino del bene, il bene vacanza è un pezzettino del bene. Abbiamo fatto questo, l'economia moderna è questa. È questa, Così la stessa cosa per la parola valore. I valori e il valore economico sono la stessa parola. E il valore economico è il modo che ci siamo inventati per misurare un valore con tutti i limiti dell'economico, per cui il valore economico di un cellulare è che ci sono decine di milioni di persone che sono disposte a pagare 800 euro per acquistare questo cellulare, non so se è chiaro, cioè per acquistare quel bene che ti consente di fare alcune cose dentro un contesto sociale, tu paghi e quindi questo raccoglie il valore di questo oggetto. La faccio semplice, ma la sostanza è questa. Quindi quando io dico produrre valore e quando dico che la questione è quali sono i beni che produciamo, non sto facendo un discorso da sociologo, sto facendo un discorso da economista. Perché qual è il tema? È l'immagine dell'imbarcazione che è là fuori. Il tema è che la nostra produzione economica dei prossimi 20 anni si deve domandare quali sono i beni e qual è il valore che noi produciamo insieme. Allora, una parte dei beni sarà beni di domanda privata, come abbiamo saputo, come abbiamo visto nell'ultimo secolo. Qui c'è un grande tema, che è un tema come facciamo ad fare accesso a una quota sufficientemente ampia di popolazione, a un reddito sufficiente, perché abbiamo capito che la disuguaglianza sta aumentando, ma non esiste che una società stia in piedi solo con l'esportazione. Può arrivare a coprire il 20, il 30, il 40%, ma non ce la fai. Quindi c'è un problema, sto dicendo, di economia interna, di organizzazione del rapporto tra economia e società all'interno, c'è un problema di rafforzare l'esportazione, sono due pezzi, hai il problema di combattere tutte le inefficienze, cioè tutti quelli che distruggono valore, e poi hai un grandissimo capitolo che è quello di riflettere in questa nuova relazione tra economia e società
Qual è il valore e quali sono i nuovi beni che possiamo produrre? Mi avete già sentito Giacomin e Micelli, perché poi se no appunto devo parlare veramente per giorni. Faccio 2 esempi e chiudo. La casa e il welfare. La casa è l'edilizia, il settore edilizio è un settore importante per un qualunque equilibrio macroeconomico, perché sapete tutti che l'edilizia, in cui lavorano tra l'altro molti artigiani, genera molto lavoro, fa girare. Cioè, quali case costruiamo per chi nelle nostre città? Me lo spiegate? Cioè, abbiamo costruito negli ultimi 70 anni, abbiamo un profilo demografico che è quello che abbiamo, cioè che case costruiamo? Poi ne andremo a costruire in giro per il mondo, va bene, un pezzo, l'esportazione anche questa. Ma che case, i vostri artigiani, per quali? Sì, un po' di ristrutturazione, qualcosa, ma capite? Allora, il punto è, quel bene casa lì, com'è che possiamo riconcettualizzarlo? Perché questa è economia, eh? Allora, ci sono almeno 3 capitoli. Primo, tutta la questione della sostenibilità energetico-ambientale delle nostre città. Secondo capitolo, il cambiamento del profilo demografico delle nostre popolazioni. Abbiamo tanti anziani che hanno esigenze di vita, di socialità diverse che dobbiamo pensare, e abbiamo pochi bambini, perché i bambini gestiti solo nell'appartamento privato abbiamo capito che non ci si sta dentro. Quindi abbiamo un problema probabilmente di case che pensino diversamente la socialità. Terzo, la digitalizzazione. Abbiamo probabilmente, andiamo incontro in una stagione in cui rinegozieremo il luogo di lavoro e il luogo di vita. L'artigianato già c'entra con questa roba qui, no? Quindi dovremo riprogettare diversamente le nostre case. C'è un potenziale di domanda di casa, ma questo potenziale di domanda di casa non salta fuori da solo, perché non è domanda puramente privata. Può saltare fuori se qualcuno vede il problema, mette insieme dei potenziali, diciamo, consumatori, gestisce il rapporto con la finanza e diventare un soggetto che è capace di accompagnare dei processi che si riflettono poi sulle attività dei propri membri, perché non saranno i singoli artigiani che ci arrivano, non lo potranno fare. E quel punto di mediazione tra economia e società, se non si mette in mezzo qualcuno, non lo fa nessuno, anzi lo faranno le multinazionali che hanno i quattrini, per cui come stanno facendo, no? In alcuni settori. Pensate, anche qui immagino, in Lombardia è evidentissimo, pensate alla questione dei dentisti, no? Visto che i dentisti sono sempre rimasti fuori, ormai stanno sparendo i dentisti privati. Arrivano le multinazionali con i quattrini, costruiscono, prendono una cosa, mettono su, comprano 3 macchine, prendono i giovani dentisti che hanno pagato un pacco di soldi per prendersi la laurea nel settore e li pagano come un operaio, perché li pagano come un operaio. I nostri concittadini, diciamo, con una domanda del mal di denti vanno lì, diciamo, pagato poco l'operatore, i soldi vanno direttamente a chi ci ha messo la finanza. E il territorio si impoverisce professionalmente, si impoverisce di risorse. Allora, quindi se non si fanno alcune operazioni ci pensano altri, fondamentalmente estraendo risorse da un luogo e portandosele via. E il secondo esempio è il welfare, no? Il welfare è passato nell'epoca del dopoguerra, era un principio di comunità politica. Tu diventavi titolare di una serie di diritti in quanto cittadino di una comunità politica, con il ruolo dello Stato. Poi la cosa è diventata sempre più costosa, sempre più inefficiente, diciamo così, ma insieme è diventato progressivamente, il welfare è diventato un sistema di servizi sempre più performativo, dove io sono titolato di una domanda e qualcuno mi deve rispondere. Naturalmente questo cosa ha portato? Ha portato a un efficientamento al nord, perché al sud non si è nemmeno prodotto quello, dei sistemi di welfare sanitari, che però naturalmente non gli stiamo dietro. Se andiamo per quella strada lì, il welfare diventerà welfare per i ricchi e qualche briciola per tutti gli altri, compresi gli artigiani, diciamo così. Nel senso che... Allora, c'è una terza possibilità, sì,
passare dallo schema statale allo schema tendenzialmente individualistico performativo a un'idea che alcune cose le deve fare lo Stato, alcune cose devono essere governate dal mercato, ma c'è anche uno spazio importante che riguarda l'organizzazione delle reti sociali nel territorio e la capacità di mettere insieme le risorse finanziarie e la fornitura di servizi su un piano che ci interpella come comunità, recuperando la nostra capacità di organizzare questi mondi. E anche qui, come nel caso della casa, se non c'è in mezzo qualcuno che la pensa, questa cosa qui da sola non viene fuori, non può venire fuori, perché ci vuole un'intelligenza di sistema che il singolo operatore non ha. Quindi se voi non avete un'intelligenza di sistema, cosa siete qui a fare? Chiudo, diciamo così, no? Che lo schema sostenibile contributivo, che è quello verso cui io credo che andremo, con delle componenti dell'altro evidentemente, diciamo così, è un tema che ci interpella tutti quanti. Io credo che viviamo una stagione straordinaria dove il tema sia: dobbiamo aprire una stagione di innovazione, non di conservazione, capite? E voi qui in Veneto, che siete la parte più florida del paese, che avete un modello di economia diffusa, territoriale, cittadina, diciamo fortemente associata all'elemento appunto dell'artigiano e piccola impresa, cioè avete, posso dirvi, proprio una grande responsabilità, cioè, perché non è che non ci sarà nessun governatore, nessun primo ministro che gli vengono in mente queste robe qui se non le fate prima voi. In Italia è sempre funzionato così, le cose buone sono accadute perché qualcuno le ha fatte e poi un po' per volta sono state copiate e poi dopo è diventata legge. Quando abbiamo provato a fare il contrario non è mai funzionato nulla, cioè che uno scriva una legge a Roma che funziona in Italia non si è mai visto, cioè non si è mai visto, no? Allora, quello che può succedere invece è che corpi come il vostro, diciamo, che hanno dietro pezzi pulsanti della nostra società, non siano fuori tempo. Ecco, non siate fuori tempo, diciamo. Perché poi avete in mente, tutti abbiamo in mente, no, Don Chisciotte e Molino a Vento, quello lì, cioè il Molino a Vento è uno che sta combattendo una battaglia che non c'è più. Cioè, leggetevi, propongo che buttiate via cambio di paradigma e propongo al segretario che regali a tutti, diciamo, Don Chisciotte della Mancia, e leggetevi Don Chisciotte, cioè nel senso che è uno che sta facendo una roba che non c'entra più con la realtà, ma questo, guardate che nella società che cambia è sempre il rischio di tutti noi. Grazie.